Seconda corsa, premio X3 Moda. La categoria G sono ben 12 al via, 1 Vanto P, 2 Ulisse degli Dei, 3 Victory Grad, 4 Rasputin Font, 5 Ramses degli Dei, 6 Ultimo Sogno. In seconda fila 7 Ragazzo dei Sogni, 8 Snake Gar, 9 Sveva del Ronco, 10 Caddy Icon, 11 Roberto Griff, 12 Triglav. Vediamo un concorrente di galoppo. Ci sembra il 9 di Sveva del Ronco, comunque stacco della macchina, l'errore di Rasputin Font. Numero 4 Rasputin Font squalificato. Veloce Ramses degli Dei che però brutto di meccanica si getta di galoppo sulla curva, quindi rimane al numero comando. 5 Ramses degli Dei squalificato. Ulisse degli Dei, numero poi molto 9 Sveva del Ronco squalificato. Lo svedese Caddy Icon che sfonda dopo mezzo giro, quindi è il nuovo battistrada, l'allievo di Giuseppe Citarella, che conduce davanti a Victory Grad. Intanto i primi 400 in 29,8. Al terzo posto è Ulisse degli Dei, davanti a Snake Gar, poi Ragazzo dei Sogni alla corda. Tanto arriviamo ai 600 passati dal figlio di Love You in 45,7. Al largo avanza il numero 1 di Vanto P che si trascina Roberto Griff, poi ha preso il largo anche Ragazzo dei Sogni, un 15,2 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1 minuto e 9 decimi. Sempre in vantaggio Caddy con Giuseppe Citarella davanti a Victory Grad, Ulisse degli Dei in terza posizione. Poi all'esterno sempre il numero 1 di Vanto P con Andrea Esposito, al largo anche Roberto Griff. Il chilometro è andato via in 1,15,7, ma lo svedese allunga ancora. L'errore al largo da parte di Vanto P. Siamo retta di là, percorsa in un velocissimo 14. Vanto P squalificato. Fa sul serio questo svedese, solo Victory Grad sembra in grado di poterlo impensierire. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione con Caddy Icon in vantaggio, seguito da Roberto Grad, poi Ulisse degli Dei, ultima curva passata in 14,7, retta d'arrivo Caddy Icon che viene a vincere nel più facile dei modi. Si butta di galoppo, colpo di scena, getta via una vittoria già acquisita. Caddy Icon, incredibile, aveva già corsa vinta, mancavano 20 metri all'arrivo. Il disappunto di Giuseppe Citarella che qui vediamo col cavallo ancora, ecco, vediamo il momento in cui viene sfiorato e si getta di galoppo. Quindi la vittoria va a Roberto Vecchione con Victory Grad davanti Ulisse degli Dei e Snake Gar. La vittoria quindi per l'allievo di Enzo Di Santo, scuderia Roberto, la quota di 5,08. Secondo posto per un buon Ulisse degli Dei davanti a Snake Gar, ma il vero colpo di scena è stata la rottura di questo svedese che avrebbe pagato addirittura 22, ma si getta di galoppo, vediamo, a 20 metri dal palo, quindi colpo di scena alla seconda di Cesena.